Antonio Salieri nacque a Legnago il 18 agosto 1750. Nella sua famiglia la musica era di casa e infatti il giovane Antonio venne subito avviato allo studio del violino, tra il 1760 e il 1765, sotto la guida di Giuseppe Simoni, che era attivo come organista a Legnago, proprio nella chiesa costruita di fronte alla casa natale del compositore. La mappa che vedete alla sinistra della vetrina rappresenta la fortezza di Legnago alla metà circa del 1700, ossia la città che conobbe il giovane Antonio Salieri. Nel 1766, dopo la morte dei genitori, Salieri lasciò Legnago alla volta di Venezia, dove venne preso sotto la protezione del nobile Giovanni Mocenigo che si occupò della sua formazione. A Venezia conobbe il compositore da camera viennese Florian Leopold Gassmann, che lo portò con sé a Vienna. Lì, nella capitale dell'impero austriaco, una delle città più importanti del mondo, nel 1767 iniziò a scrivere musica diventando compositore da camera e maestro di cappella dell'opera italiana. Naturalmente, trovò alloggio a corte. Antonio Salieri fu anche uno stimato docente di musica. Ebbe fra i suoi allievi Ludwig van Beethoven, Franz Liszt, Franz Schubert e anche Franz Xaver Wolfgang Mozart, l'ultimo dei 6 figli di Wolfgang Amadeus Mozart. Dopo aver ottenuto successi musicali in tutta Europa, compresa l'Italia, si ritirò nel 1824 per morire di lì a poco, il 7 maggio 1825. Il suo corpo venne sepolto nel Matzleinsdorfer Friedhof e le sue spoglie vennero poi trasferite al Zentralfriedhof, il cimitero maggiore di Vienna. Antonio Salieri e la sua musica accompagnarono fin dai suoi esordi l'ormai lunga storia del museo e della Fondazione Fioroni. Lo testimonia, in primo luogo, la costante e continua attenzione che Maria Fioroni dedicò al grande musicista legnaghese, alla sua vita e alla sua opera, che tra le sale del museo dedicato alla storia della città trovarono sempre un posto di riguardo. Nel nuovo allestimento del Museo Fioroni, rinato dalle ceneri del secondo conflitto mondiale e inaugurato nel 1948, i cimeli salieriani primeggiarono nella sala dedicata ai legnaghesi illustri, dove ancora oggi si trovano. La sala, con i ritratti eseguiti dal pittore Giuseppe Zancolli di Verona e con mobili settecenteschi autentici, venne chiamata da Maria Fioroni Salotto Dorato. È proprio alla dedizione di Maria Fioroni che si deve l'individuazione di quella che doveva essere la casa natale del musicista, in prossimità del vecchio teatro comunale in via Disciplina. Al momento della sua demolizione, nel 1964, Maria Fioroni riuscì a recuperare il portale d'ingresso in tufo e a rimontarlo nel cortile interno del palazzo di via Matteotti, a memoria di una vecchia Legnago che stava lentamente scomparendo. Nella vetrina potete osservare spartiti e libretti originali delle opere del Salieri. Partendo dall'alto trovate il testo dell'Europa riconosciuta, dramma per musica su libretto di Mattia Verazzi. Si tratta della prima esecuzione del 3 agosto 1778 per l'inaugurazione del teatro alla Scala di Milano. Nella parte centrale della vetrina si trovano al centro il testo della La scuola de Gelosi, dramma giocoso in musica su libretto di Caterino Mazzolà. L'esecuzione è quella del 1781 presso il Teatro di Reggio. A destra, Angiolina, ossia, Il matrimonio per sussurro, melodramma buffo in 2 atti su libretto di Carlo Prospero De Franceschi, scritto nel 1800. Il testo qui esposto propone l'esecuzione del 1807 al Regio Teatro Carlo Lodovico di Livorno. A sinistra lo Spartito di Tarare, a stampa, opera in 5 atti su libretto di Caron de Beaumarchais. Si tratta della prima esecuzione del 8 giugno 1787 all'Accademia Reale di Musica di Losanna. Nella parte bassa, infine, potete osservare lo Spartito de La grotta di Trofonio, opera comica in 2 atti su libretto di Giovanni Battista Casti. Il testo qui esposto propone la prima esecuzione del 12 ottobre 1785 nel Burgtheater di Vienna.